Quarta corsa dal Savio e doppio chilometro per cavalli di 3 anni, sono 6 al via. 1 Explosive Axe, 2 Emily LP, 3 Eli dei Greppi, 4 Eleganza V, 5 Heraldo Jet, 6 Eclissi BFC. I favori sono per Explosive Axe numero 1 Andrea Farolfi in sediolo. Leggermente discosta Eli dei Greppi, intanto macchina che sta per staccare. Partenza incerta Emily LP che cercava di sfilare e così Explosive Axe riesce a filare in testa, attaccato al largo da Eleganza Avi. Emily LP si è prontamente rimessa e segue ora Explosive Axe, mentre Eleganza V rimane di fuori scoperto. 14-1 il lancio, va in terza posizione, poi Eleganza V, o perlomeno cerca di sistemarsi terza alla corda davanti a Heraldo Jet, che però rinviene all'interno e costringe l'avversario ad accodarsi quarto. Intanto 28-8 i primi 400 con Explosive Axe, che ha fatto gran partenza dal numero 1 e ora conduce Emily LP in seconda posizione, poi Heraldo Jet a precedere Eleganza AV, più discosti invece Eclissi BFC ed Emily LP e scusate Eli dei Greppi. Intanto se ne vanno i primi 800 metri di gara in 59-1, Explosive Axe in vantaggio. La seconda posizione per Emily LP, mentre all'esterno accenna a muovere Heraldo Jet quando siamo ormai all'altezza del chilometro, ma chilometro che se ne va in 1.15.1 con un parziale in 16. Gradualmente Heraldo Jet progredisce trascinandosi Eclissi BFC. Lungo la corda guadagna una posizione Eleganza AV. Emily LP sempre in scia a Explosive Axe, che continua a guidare quando siamo a poco più di 600 dall'arrivo. Emily LP in seconda posizione, all'esterno si impegna Heraldo Jet, poi Eleganza V con all'esterno Eclissi BFC, siamo a 500 dall'arrivo. Eli dei Greppi squalificato. Cavalli che sono nelle identiche posizioni al paletto dei 400 metri finali. Explosive Axe continua a guidare con Emily LP in schiena, ora la terza ruota per Eclissi BFC che scatta. Poi lungo la corda è sempre Emily LP con Eleganza V in schiena. Emily LP accenna a spostare all'esterno, entra in vantaggio Explosive Axe a 100 dalla conclusione. Explosive Axe in netta evidenza. Explosive Axe viene a concludere isolato in avanti, il secondo posto per Emily LP che lascia più indietro al terzo Eleganza AV. 29-6 a chiudere, 1-14-5 il ragguaglio conclusivo, con un bel 14-3 ancora a chiudere. La vittoria di Explosive Axe, che in percorso di testa bissa il recente successo di Torino, doppio chilometro, 1-14,5 per l'allievo di Mauro Baroncini, guidato da Andrea Farolfi per conto del signor Luigi Colasanti. Rivediamo le fasi finali. Bel primo piano per Explosive Axe, il secondo per Emily LP al rientro, al terzo chiude Eleganza AV 1, 2, 4. L'ordine d'arrivo ancora ufficioso dalla quarta Cesena.